Questa squadra è una squadra che dall'inizio del campionato che cerca di giocare calcio, poi certe volte ci è riuscita, certe volte no. Poi di nuovo la maturità. Io da come abbiamo preso gol continuo a dire che siamo ancora immaturi. Però nonostante tutto penso che la grande voglia, la grande applicazione ci permette di, in questo momento di superare gli avversari. Buon segnale, siamo rimasti attaccati alla zona playoff e speriamo di giocarsi ancora delle nostre possibilità. Direi che stiamo facendo risultati, io continuo a dire anche all'inizio del campionato, noi sul piano di gioco abbiamo sempre fatto qualche cosa più degli avversari, o ci facciamo raggiungere e superare o abbiamo fatto qualche errore sciocco. Io mi auguro che riusciamo a eliminare quei errori e continuiamo a giocare il nostro calcio. Soddisfatto non sarò mai perché c'è sempre una partita di 90 minuti, c'è sempre qualche errore, ci sarà, lo fanno anche a Barcellona. A me soddisfazione non è parola per me. Per ora i risultati ci danno ragione, il gioco ci dà ragione, quindi ripeto, siamo sulla buona strada, ma non basta, bisogna continuare, bisogna cercare di migliorarsi e bisogna cercare di giocare domenica su domenica con massimo impegno e intensità. No, ma no, che devo dire? Sono contento che la gente che ha fatto calcio, che fa calcio ci calcola Foggia come squadra importante, ripeto, all'inizio del campionato non si parlava così, nel senso che ne aveva sempre 12 ragazzi che hanno fatto solo primavera, è difficile, abbiamo imparato a fare della buona impressione anche a livello di Lega. Quindi a me fa piacere, poi è normale che invece di sentire queste cose vorrei che la squadra fa quello che pensano loro, che ci può essere differenza. Sì, io penso che davanti abbiamo risolto, poi purtroppo sì, nel mezzo per Petruini che ci contavo tanto si è fatto male subito. Comunque spero di averlo ancora per fine campionato e vediamo se ci può aiutare anche lui. No, ma sono felicissimo per quelli che vanno in nazionale, perché penso che maggior riconoscimento per quello che stanno facendo sul campo. Oltre nazionale non ce n'è. Quindi questo per me è un premio e per la società e per i ragazzi. Dall'altra parte mi mancano oggi, sono triste che non ci stanno per noi sul campo. Vabbè, in questo li vedo più maturi, nel senso che si rendono conto che giocano per qualcosa e che potrebbero prendersi soddisfazione e dare soddisfazione. A prescindere che c'è tutto il campionato, io non ho motivo di lamentarmi, si sono comportati sempre bene, ma ora sono pure coscienti che possono farcela e si comportano di conseguenza. No, il Romagnoli è un altro che mi dà grosse soddisfazioni, perché è un ragazzo serio, più serio che ho visto e si applica. Io lo vedo migliorato, poi non so come si sente lui, ma sicuramente più veloce, più reattivo e anche come impostazione è diversa dall'inizio del campionato.